Pindi maledetto per il Pietracuta che non riesce a trovare ancora una volta punti per muovere la classifica, ma anche il primo successo storico in eccellenza dopo quello esterno ottenuto con il Sant'Agostino al debutto assoluto in questa categoria. L'avversario di quelle ostici, Football Cavaronco, gioca senza pensieri di classifica, 10° posto in gradatoria, Pietracuta che invece arriva dal punto esterno raccolto sul difficile campo del Sampa Imola. Arbitra la gara Gianluca Andreoli della sezione di Bologna, non una gara perfetta la sua, assistito da Guizzardi di Lugo di Romagna e Saccone della sezione di Forlì. Prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento nel ricordo del padre di Francesco Fabri, giocatore del Pietracuta scomparso in settimana. Il match, Pietracuta subito pericoloso, da rimessa laterale arriva al tiro Zannoni, pallone al lato. Dall'altra parte replica Poggi, mira da registrare, come del resto quella di Martoni che dinanzi ad amici si comporta da vero amico, sparando alto. Al 10° il Pietracuta passa, azione manovrata che parte dal centrocampo, ottima fase di scambio con Zannoni che appoggia per Tomassini, Fabio Ramon porta avanti la sfera prima da centrarsi e battere l'estremo ospite Carroli per l'1-0 dei padroni di casa. Il giocatore corre ad abbracciare il compagno Francesco Fabri, insieme a tutta la squadra la dedica della marcatura è proprio per lui. Il Cava assorbe il colpo, si proietta in avanti, il colpo di testa di Gazzani fa gridare al gol, ma Amici è superlativo nella risposta. Il gol del pareggio viene contestato non poco dai padroni di casa. Guardate qui Tomassini viene disturbato in fase di possesso palla cadendo a terra e trattenendo il pallone per un fallo che sarebbe giusto. L'arbitro invece segna punizione contro. Il Cava accelera a sorpresa l'operazione di ripresa, difesa del Pietracuta immobile, in questo caso con traversone comodo in favore di Gazzani che in mezza rovesciata sigla così il gol del pareggio andandolo a festeggiare con i propri compagni di squadra. Il Pietracuta riaccende il motore da calcio piazzato. Evaristi mette la sfera sulla testa di Fabri che sfiora il bersaglio. Altro calcio piazzato, Fabbrica da terra al centro dell'area di rigore con Zanotti che riesce da terra a colpire la sfera trovando il muro difensivo ospite a negargli la gioia del gol. Nel momento migliore, proprio in chiusura di tempo, dall'angolo il Cava colpisce con un colpo di testa di Gazzani che vale il sorpasso. Doppietta personale per il numero 9 ospite, squadra riposa a questo punto sull'1-2. La ripresa porta al primo tentativo locale al minuto 11 da questo traversone Fabri colpisce di testa con Carroli che compie un autentico miracolo. Invece sull'altro versante dalla bandierina a colpire il Cava con il gol che vale l'1-3 a cura di Stucchi. Pietracuta incredulo, Football Cava invece che festeggia al meglio la terza marcatura. Al 29° il Pietracuta recrimina per un rigore non concesso e netta la trattenuta di Melandi su Fabri, l'arbitro incredibilmente lascia proseguire. Riparte l'azione in contropiede nuovamente Stucchi a castigare la retroguardia rossoblù. Nulla da fare per Amici, siamo a questo punto sull'1-4. Esultanza per il numero 10 ospite. Il Pietracuta ha però l'orgoglio e la forza per accorciare nuovamente le distanze. Qui Fabri d'astuzia si prende la propria posizione nei confronti del proprio marcatore e infila Carroli. 2-4 i giochi parzialmente riaperti. Nel finale lo stesso Fabri a trovarsi involontariamente sulla traiettoria botta sicura dei Varisti. Dall'angolo ancora rossoblù protagonisti e nel finale la diagonale di Melandri reca qualche dubbio proprio in chiusura su Fabri. L'arbitro anche in questo caso fa segno di proseguire. 2-4 il finale, Pietracuta che paga caramente gli svarioni difensivi con il Football Cavaronco che invece approfitta al meglio di qualsiasi situazione con l'arbitraggio però che lascia quantomeno a desiderare.